Sindaco Michele Grossato, vede After il giorno dopo, che bilancio può fare? Ma fortunatamente la macchina dei soccorsi, la macchina del volontariato che ha lavorato veramente incessantemente tutta la giornata di ieri ha ripristinato tutto. Adesso la località turistica è al 100% pronta a riospitare i turisti, che tra l'altro tanti sono già presenti. Abbiamo qualche piccolo danno nel centro di Rosolina, nelle periferie, sugli orti soprattutto, perché abbiamo ancora i fossi allagati e chi ha seminato ad esempio il radico invernale si trova ancora l'acqua sopra, perciò l'agricoltura credo forse in questo momento sia quella più in difficoltà. Tanti sotterranei sommersi, alcune automobili purtroppo da rottamare, però ecco, il dato più importante è che non si sono registrati danni alle persone e questo credo sia la cosa più importante. Lo stato di calamità cosa comporterà? Ma il presidente Zaia, la regione c'è stata anche molto vicina a me, ma anche agli altri sindaci, oltre che a fare la calamità regionale, propongono la calamità nazionale. Comporta che facendo una conta di danni potrebbero esserci anche dei risarcimenti. Ecco, abbiamo parlato più che altro di Rosolina Mare, Albarella invece? Barella anche loro hanno avuto problemi con dei sotterranei sommersi dall'acqua, un grosso problema sulla Battigia perché loro sono più esposti diciamo, verso l'est mare e hanno avuto una grossa erosione che adesso stanno ripristinando con un ripascimento urgente.